Pareggio interno per la Folgore di mister Pietro Catalano, che alla fine di una partita a tratti entusiasmante è riuscito a ottenere un punto che fa morale contro il Forte Licata, arrivato al Paolo Marino di Castelvetrano con l'intenzione di portarsi a casa i 3 punti. Alla fine però Di Somma e compagni si sono dovuti accontentare di un punto vista la caparbietà dei rossoneri, che hanno difeso l'1-1 fino al fischio finale. Sono i padroni di casa a partire forte. All'8° minuto Casano, partito sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Pagone ma si fa respingere il tiro. La palla arriva a Vitale, che prova a segnare ma tira al lato. Gli ospiti si fanno vedere al 25° con una punizione di Somma, ma il tiro dell'attaccante ospite finisce tra le braccia di Avona. Ancora Di Somma 8 minuti più tardi ha l'occasione per portare in vantaggio il Licato, ma spara alto sulla traversa da buona posizione. Al 37° la Folgore fa le prove generali del gol, ma la rete del rossoneri viene annullata dal direttore di gara per fuorigioco. Sul finire del primo tempo succede di tutto. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al giovane Casano, che riesce a battere in rete il pallone respinto dall'estremo difensore ospite su punizione di Scimemi. 1-0 e gran festa in campo e sugli spalti. Nemmeno il tempo di gioire, però, dopo 2 pericolose azioni il Licata riesce a pareggiare prima di andare negli spogliatoi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la difesa della Folgore si trova impreparata e Nuccio, lasciato solo in aria, manda in rete il pallone dell'1-1. Nella ripresa sono ancora gli ospiti a cercare la via del gol. Al 7° è ancora Nuccio a rendersi pericoloso, ma il suo colpo di testa finisce di poco al lato. Passa un minuto e il Licata sfiora ancora il gol, ma è bravissimo il portiere folgorino Avona con l'aiuto del Paolo a sventare una pericolosissima azione degli ospiti. Al 25° è Iannello, sempre per il Licata, a tirare debolmente sul portiere. Al 34° la Folgore si rifà viva dalle parti di Pagone. Bellissima azione di Vitale sulla sinistra. L'attaccante mazzarese entra in area di rigore ma tira debolmente verso il portiere. Pochi minuti dopo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Bono, ma il risultato non cambierà più. Folgore Licata termina 1-1.